Buongiorno a tutti ragazzi, da stamattina che sta questo tempo davvero cupo, sta piovendo, non in modo eccessivo, però ragazzi piove, quindi diciamo sta piovendo così da stamattina, bello fino fino come dico io, ci sono sempre queste nuvole diciamo di maltempo, però diciamo che la giornata tutto sommato è cupa proprio, quindi non piove in modo forte, però è costante, quindi da stamattina questo tempaccio proprio, quindi pure il mare si vede abbastanza bene. Sì, King, ma pure a Salerno, io stavo accendo poco fa, sono salito da Salerno, era cupo il mare, però non era tanto agitato, la verità era molto calmo, quindi sta piovendo diciamo poco poco, però non finisce. Ah, guarda, ciao Massimo, guarda, io adesso sono tornato proprio dal tribunale, quindi proprio come se puoi vedere ho fatto giusto questo video adesso che sono ritornato, quindi diciamo che stiamo quasi alla fine, quindi sono dovuto andare con l'avvocato dal giudice, quindi diciamo che non è che sto fermi ragazzi, quindi un po' di pazienza e vedete come smetterà subito, quindi altri 4-5 giorni e termina. No, quel ragazzo mi ha detto che ci sta quella signora che dà fastidio sul canale, non so cosa gli ha detto, non lo so, però io ho detto così che appunto so fatto, questo è il mio primo video della giornata proprio perché sono stato tutta la giornata in tribunale ragazzi, quindi non vi preoccupate che a breve non avrete più disturbi, anche perché andrà a fare una bella villeggiatura, quindi state tranquilli. Volevo fare la diretta a Salerno, solo che l'avvocato voleva andare di qua, di qua, di là, di qua, poi al finale non sono riuscito a farlo, volevo fare il mare, il mio avviso. Sì, qualche volta, ma io l'ho messo già un sacco di volte. Ciao Domenico. Sì, sì, ma io l'ho visto molte volte nella mia faccia su YouTube, non è che non la metto. Però siccome ci sono stati molti problemi non l'ho messa più. Quindi perciò l'ho tolta proprio per non avere più problemi dopo questo. No, no, no. Però stamattina siamo ritornati di nuovo in tribunale, quindi un casino sempre. Siamo andati direttamente dal giudice, quindi a breve. Ma qua è tutto scuro pure qua, eh. No, 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 il tempo è normale, guarda, non piove, sì, però se devo dire che fa freddo ti dico una bugia, guarda, no. In effetti, guarda, sto ancora a mezze maniche, quindi non sto col maglione. Quindi diciamo che la temperatura più o meno è sui 15-16 gradi, quindi non è, si può stare tranquillamente. A Salerno si stava meglio al centro, diciamo. No, qua forse 16-17 a quest'ora. Sì, sì, francese, sì, sì, piove, sì. Perlomeno dall'ultima volta che ho visto le previsioni avevo detto che nel weekend pioveva, quindi però voglio aspettare, sai, perché satellite così è più aggiornato e faccio direttamente una cosa più attendibile. Sì, sì, in effetti in tutta Italia dovrebbe essere maltempo, sabato e domenica, cioè il weekend a finale. Qui oggi si mette proprio scuro, 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 proprio un casino proprio.
5 gradi, no, qua fortunatamente no, piove sì, però come vedi piove proprio poco, però da stamattina che sta così, ci stanno sti nuvoloni grossi, però diciamo che è solo costante, però piove. E secondo me Orto Fantastico deve stare minimo Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, oppure in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Bardonecchia. Oh no, Orto Fantastico dove abiti? Per stare questa temperatura, queste zone devi stare. Perché mo, no, vicino Norcia, vicino in mondo. Sì, Castelluccio di Norcia, sì. E lì pure fa freddo, sì. No, qua si sta bene ragazzi. E sta pioggia che diciamo rattrista un po' la giornata, che è cupa. Però non c'è né vento e nulla ragazzi, solo pioggia fine a fine, come la chiamo io. E poi ci stanno sti grandi nuvoloni. Da qua il mare si vede benissimo oggi, è quasi limpido. Eccolo qua, si vede abbastanza bene. Il mare era calmo stamattina a Salerno. No, non c'è nulla, ci sta una nave giusto in fondo, diciamo, sul lato sinistro, però nulla, no. Oggi barche no, non ce ne sono, no. Fai vedere, secondo me ce ne sta una dietro a questa casa, ma non la riuscite a vedere voi. Secondo me c'è una piccola barchetta, ma non di più. Poi diciamo che non si riesce a vedere bene. Sì, ti dà l'impressione di una tromba marina, tu dici qua, qua ti dà l'impressione, sembra, ma non è, che ne so, ma non credo, no. Penso che è una nuvola, che sarebbe troppo grande, ragazzi, si vedrebbe il vento, diciamo. Se guardiamo così, e come dici tu, sembra tipo una tromba, sai, quelle uragani. Così, guarda, così da qui ti pare tale e quale un uragano. Però poi, sì, lo so, me l'hanno detto i ragazzi, vedi? No, è tipo, secondo me, o sta piovendo là, o non lo so, è strano, però vedi, ci sta questa nube e poi ci sta quest'altra cosa giù. No, se era una tromba marina si vedeva, vedi? Secondo me è un effetto ottico. Sì, è un effetto ottico al finale. Pare che sia una cosa così, ma non lo è, guarda. Così ti pare. Sì, forse perché sta piovendo lì, allora ci sta questa scia, diciamo. Anche perché guarda tutti questi nuvoloni, guarda come fa pure l'effetto qua, guarda. Anche qui come vedi ci sta questo effetto, guarda questa nuvola e ti pare che ci stia una tromba. È l'effetto stesso delle nuvole. Ci sta una nuvola più densa e una più fine, quindi ti pare come se fosse una tromba marina. Vedi, quella di sopra è molto compatta, poi quella di sotto è molto più fine, quindi ti fa pensare come una tromba marina, un uragano, una cosa così, quindi è un effetto ottico alla fine. È come qui, vedi, qui ci sta questa qui sopra e poi sotto ci sta questo pezzo qui e pare che come se fosse tipo un tornado, solo che vedendolo da qua fuori ti sembra proprio uguale. Tipo le foto che piglio da Pixabay che quando ci sta l'uragano.
Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, penso che già avete mangiato, io vado ora perché adesso sono arrivato, quindi ci sentiamo più tardi ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, arrivederci. Dove sta l'ospedale? La zona ospedaliera, King. Già lo so. La zona ospedaliera comunque, dove stanno i camaldoli. Lì hanno sparato la neve, stava proprio sul giornale. In effetti sotto a quel video ho lasciato il link, puoi andare a guardare. Sotto quel video ci ho messo un link nei commenti dove ci sta proprio il giornale di Napoli. La gente sparava la neve per arrivare all'ospedale. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, un saluto a tutti, ciao a tutti.